E come promesso, eccoci in questo secondo lancio della seconda parte di Cronache Trevigiane. Siamo saliti in escursione qui sopra Cortina alle Cinque Torri con la nostra guida, la guida del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, Manuel. Allora, Buongiorno. quanto offre questo parco? Offre sicuramente un territorio magari anche poco conosciuto proprio dai veneti, perché è emozionante salire ad esempio qui alle Cinque Torri. Si arriva in prossimità del parco con delle strade molto frequentate, ci si arriva con la macchina, si lascia la macchina proprio all'esterno del parco e dopo si può usufruire di tutta l'area a piedi, in bicicletta, a cavallo. Durante la stagione invernale si può andare con gli sci da fondo, con le ciaspe, con il sci d'alpinismo. Si possono raggiungere tutti questi splendidi rifugi e queste splendide maglie che sono aperte quasi tutto l'anno. Ecco, ci sono sentieri poi a misura proprio di famiglia, no? Mi raccontavi Sì. dove anche i bambini possono trovare soddisfazione. Sì, ci sono sentieri molto ben mantenuti, ben segnalati, che possono essere fatti da chiunque, anche dai bambini più piccoli. Se non ricordo male sono 11.200 ettari di parco, qui siamo invece alle Cinque Torri, davvero dà emozione salire qui, facilmente raggiungibile con una seggiovia. E qui si possono da questo versante ammirare a 360 gradi tutte le bellezze che ci stanno intorno, dalle montagne che ci si trovano a sud a quelle più a nord, che sono il gruppo della Tofana, e si trovano proprio tutte quante queste qua all'interno del parco. E vi ricordo che l'impianto è aperto comunque anche durante la stagione estiva e oltre ad ammirare queste bellissime bellezze naturali si possono visitare anche i musei all'aperto della Prima Guerra Mondiale e perché no magari fermarsi anche in rifugio a mangiare le specialità ampezzane. Certamente, allora io ti ringrazio davvero Grazie a e te. continueremo questi percorsi, le immagini d'altronde stanno parlando chiaro. Ora ci fermiamo per una piccola pausa con un servizio di cronache trevigiane e poi un testimonial particolare che riesce a parlare con il cuore di questi luoghi, un campione dello sport, dello sci, Cristian Ghedina, tra poco ai nostri microfoni.